Siete pronti? Volete che partiamo? Sì, sì. Possiamo partire? Buongiorno a tutti, spero si senta bene. Benvenuti in consiglio. Ringrazio innanzitutto i due autori per essere qui presenti con noi, ai quali passerò dopo la parola. Ringrazio naturalmente tutti i presenti, riconosco molti anche del comitato che si occupa della tutela delle gravi di Ciano del Montello. Sono temi che naturalmente mi stanno molto a cuore, quelli della tutela dell'ambiente, ma questo in particolare perché l'ho seguito da diversi anni, da quando emerse questa voce, si vociferava di questa realizzazione delle casse di espansione, quando appunto su richiesta anche dei componenti del comitato mi interessai e con accesso agli atti scoprimmo un datato progetto veramente molto invasivo. Infatti in questa legislatura ho fatto più di qualche interrogazione relativa a questo progetto. È un'area veramente stupenda, ma questo lo direte voi, che io frequentai per le prime volte ancora una quarantina di anni fa, quando ero guardia volontaria venatoria e ambientale del WWF, ed era una roba veramente da perdersi, mi ricordo, perché era una roba immensa, frequentata anche da certa attività venatoria. C'è poco da dire, questi progetti sono progetti veramente molto invasivi. Io ho fatto più di qualche interrogazione. Guardate, questo qua è un fascicolo di tutti i documenti relativi a 3 interrogazioni e a diversi accessi agli atti che riguardano solo un aspetto di questa vicenda, ovvero il poter conoscere gli esiti dei monitoraggi ambientali. Sono state fatte delle carotature, delle trivellazioni, indagini geologiche appunto fatte da una ditta incaricata. Bene, interrogazioni, richieste accesso agli atti, ancora non mi vogliono dare i documenti, le risultanze, perché dicono che non ne sono in possesso. E allora sto cambiando strategia e l'ultima richiesta riguarda la parte economica, perché se un ente come l'ente regione richiede un servizio e spende soldi pubblici e questo ente privato che dovrebbe dare questi documenti non li dà, io credo, atti in mano, si possa procedere anche per un esposto alla Corte dei Conti, perché qui stiamo usando fondi pubblici per non avere in mano il servizio che è stato pagato, e quindi questa è l'evoluzione della storia per quanto mi riguarda. Poi dico, nell'era di norme europee che parlano di ripristino della natura, norme tra l'altro in Italia bloccate perché l'Italia ha votato contro, e adesso questo piano di ripristino della natura ce l'ha in mano l'ISPRA e non sappiamo ancora gli esiti. Trovo assurdo che si continui nel distruggere. E poi credo che abbiamo avuto un problema anche di carattere politico, questo lo devo dire visto il ruolo che rappresento, che è quello che il fatto che il presidente della regione attuale abbia dato le deleghe per quanto riguarda la protezione civile e per quanto riguarda l'ambiente allo stesso soggetto abbia creato più di qualche problema, perché credo che le due materie a volte possono andare in conflitto, poi quando è la stessa persona a gestirle è chiaro che magari è più sensibile a una materia rispetto all'altra, e lo abbiamo visto. Quindi ancora grazie per essere intervenuti. Adesso la parola a voi. Con chi cominciamo? Inizio io. Bene, prego. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie mille per l'invito intanto. Io sono Giovanni Fava, sono un ricercatore all'Università di Venezia e mi occupo di questioni legate all'ecologia politica e all'ambientalismo da un punto di vista filosofico.
È per noi un'occasione molto bella e importante poter presentare questo libro qui, un libro che è frutto di un lavoro, direi, molto intenso, che è stato molto partecipato, orizzontale, e, come dirà Francesca, che ha come esito quello di un libro nel quale le diverse voci che si susseguono sono diverse, eterogenee, provengono da diversi bacini, ecco. Ci sono voci più accademiche, voci meno accademiche, voci che provengono direttamente dalla società civile, quindi la ricchezza di questo volume sta in questo. A proposito, prima di cominciare con una presentazione più approfondita, desideriamo ringraziare soprattutto l'editore Ventura Edizioni di Ancona, che ci ha permesso di creare questo contributo. Acque contese, un glossario per le grave di Ciano. Ecco, quello che noi abbiamo cercato di fare, premessa, il libro è un glossario, cioè un insieme di voci che si articolano appunto su diversi nomi che esplorano, ciascun nome esplora una questione diversa legata alle grave di Ciano. Gli autori sono tanti, più di 30, e i curatori siamo io, Francesca e Matteo, che non può esserci qui. Acque contese, dicevo, quello che abbiamo cercato, voluto fare sono, dal mio punto di vista, 3 cose. La prima è dare ordine, chiarezza e soprattutto fornire in maniera riassuntiva l'iter della vicenda relativa alle grave di Ciano. Ora, tutti i documenti legati alla possibilità della costruzione delle casse di espansione a Ciano sono pubblici, presenti, quelli che sono stati redatti dal comitato, ed è stato un lavoro incredibile da parte del comitato della messa a disposizione del pubblico di questi lavori. Quello che abbiamo cercato di fare noi è stato banalmente prenderli, provare a riassumerli e dare un quadro della vicenda. Quindi senza aggiungere nulla, ma leggendo quello che è già stato prodotto e mettendoli in ordine, in modo espositivo. La seconda cosa è stata cercare di raccogliere più voci possibili intorno alla vicenda, cioè più testimonianze, diciamo, appunto da un lato dal punto di vista teorico, testimonianze dal punto di vista pratico, delle persone che in maniera diretta o indiretta sono legate al destino e alla vicenda delle grave di Ciano. La terza cosa che abbiamo cercato di fare con questo volume, e uno dei motivi per cui ci interessa così tanto il destino delle grave di Ciano e la vicenda in sé, è che dal nostro punto di vista riflette delle dinamiche sociopolitiche che vanno oltre il contesto locale, ma che sono più ampie, che riguardano, in un certo senso, per dirla in maniera semplicistica, il problema della gestione della vita sociopolitica nell'epoca della crisi ecologica. Noi inevitabilmente ci ritroviamo a vivere su un pianeta che per molti versi è diverso dal pianeta sul quale vivevano i nostri nonni, i nostri genitori. Ci troviamo anche a dover riconfigurare il modo in cui viviamo politicamente e socialmente su questo pianeta. Ecco, la vicenda delle grave di Ciano ci mostra il modo in cui si possono mettere sul tavolo diversi modi di vivere socio-ecologicamente la crisi ecologica, e magari poi tornerò anche su questo punto. Ora, immagino che la vicenda sia più o meno nota alla maggior parte di voi. Do un brevissimo riassunto della questione. Per capire, allora, cosa sono le grave di Ciano? Si tratta di un'area di esondazione del Piave di circa 13 km quadrati e che ha una lunghezza di 7 km. La massima larghezza delle grave corrisponde appunto si trova davanti all'abitato della frazione di Crocetta del Montello, il comune di Ciano, ed è di 3 km. 3 km è il punto dove questi progetti
prevedono la costruzione delle casse di espansione. Poi da Ciano l'alveo si restringe fino a raggiungere una larghezza pari alla metà a livello di Fontigo. Quest'area appunto è un'area dove il Piave esonda, è una cassa di espansione naturale, è un'area dove il Piave esonda e si ritrae naturalmente. Ora, per capire bene la vicenda è necessario risalire di una sessantina d'anni alle alluvioni del 66, quando quelle disastrose alluvioni dei primi di novembre, il Piave ruppe gli argini a Ponte di Piave, creò danni disastrosi lungo tutto il corso del medio lungo tutto il medio e basso corso del fiume. Qui a Venezia ci fu la famosa acqua granda. L'acqua raggiunse livelli di 4 metri e da quel momento in poi venne istituita una commissione per la messa in sicurezza del medio-basso corso del fiume Piave, che accelerò i lavori a seguito delle alluvioni del primo decennio del 2000, nel 2010, 2009-2010. Quindi diciamo il piano di costruzione delle casse, dopo dirò anche due parole su cosa sono le casse, va situato in questo contesto. Ora, cosa accade? Si susseguono sostanzialmente, per dirla molto in breve, 3 documenti, uno del 2009 reso pubblico nel 2010, uno nel 2010 e uno nel 2012, che vagliano le possibili soluzioni alla sicurezza delle esondazioni del Piave. Il primo documento, che è quello del 2009, vi do anche il nome del documento: Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave, il PSSI, che fu adottato nel 2009 con DPCM e reso pubblico nel 2010. Il lavoro di Franco Nicoletti di ricostruzione di tutto questo iter è incredibile e io mi baso sostanzialmente su quello che ha fatto lui e che ha fatto il Comitato per la tutela. Questo si tratta del primo documento in cui vengono vagliate le varie opzioni di intervento nell'area del medio e basso fiume Piave, e per la costruzione di invasi, perché le casse di espansione sono sostanzialmente dei parcheggi nei quali viene fatta entrare l'acqua che temporalmente, quando la piena si abbassa, viene fatta defluire, quindi ritorna a scorrere nel fiume. Quindi la valutazione per la costruzione di questi invasi identifica 4 località, che sono le Grave di Papadopoli, Spresiano, Ponte di Piave e Ciano. Vengono scartate Spresiano e le Grave di Papadopoli, e il luogo deputato per ragioni, il luogo individuato come migliore per la costruzione di questi invasi è Ponte di Piave, per diverse ragioni. La prima ragione è che è una zona di bassa pendenza del fiume e quindi è più facile frenare l'acqua in questa zona. La seconda ragione è che è una zona che prevede un basso livello di cantierabilità, cioè non c'è bisogno di un cantiere importante. E la terza ragione è che non occorre scavare, cioè le casse di espansione, gli invasi a Ponte di Piave non occorre scavare per costruirli. Le Grave di Ciano vengono nominate sotto Ponte di Piave, quindi la prima opzione è Ponte di Piave. Quello che accade nei 2 documenti successivi, di cui vi parlavo prima, uno del 2010 e uno del 2012, scusate, 12 è il terzo documento, che si intitola Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta, Bacchiglione, il PAI, 4 bacini, pagina 20, è che l'esito viene ribaltato, cioè l'opzione primaria è fissata per le Grave di Ciano, Ponte di Piave diventa l'opzione secondaria, vengono messe da parte valutazioni di bacino complessivo, cioè che guardino all'intera area, non vengono nominate le problematiche legate all'erosione e alla distruzione della biodiversità.
Insomma, per ragioni sconosciute, in una memoria di Nicoletti su questo punto si parla di mistificazione, Ponte di Piave diventa la prima opzione per la costruzione di questi invasi. Scusatemi, le Gravediciano. Scusatemi, Ponte di Piave, primo documento, prima opzione, 2010-2012, le Gravediciano. Quindi il problema è perché le Gravediciano, per quale motivo le Gravediciano. Faccio un'altra parentesi, anzi non è una parentesi, fa parte del decorso di questa vicenda. Nel 2013 viene pubblicato un progetto emesso da una ditta Prevedello SRL che propone la costruzione di 4 casse di espansione dell'altezza con muraglioni alti 8 metri che prevedono scavare 4 metri sul piano golenale del fiume, se non sbaglio, mi pare siano questi i 4 metri nel piano cassa e rimozione di ghiaia in alveo per un totale di 20,6 milioni di metri cubi. Cioè l'intera area delle Grave viene sventrata. Quindi a seguito del piano del 2012 questo progetto parla di una cantierabilità altissima, muraglioni alti 6-8 metri per un totale di 13 chilometri di muraglie, appunto. Questo è il progetto del 2013. Tra parentesi, grazie al recupero della ghiaia che deriva da questo progetto, dallo scavo nel piano golenale, si ripaga il 94% dei lavori. Ora, ricapitolando, quindi 3 progetti, 3 piani, 2009, 2010, 2012, un progetto del 2013. In tutto ciò il comune di Crocetta e la frazione di Ciano non sa nulla. Cioè, alcuni membri del comitato mi dicevano che solo nel 2019, per un puro caso, cioè guardando un progetto che aveva a che fare con un canale di scolo, si menziona questa cosa delle casse di espansione. Di qui nel 2019 nasce il comitato per la tutela e si avviano questi lavori, diciamo, di chiarificazione, contesa, contestazione, ma contestazione che è anzitutto contestazione politica, legata cioè a decisioni che non vengono condivise, sono prese dall'alto e che soprattutto non sono rese pubbliche. Ora, il problema chiaramente è perché le Grave di Ciano, perché le Grave e non Ponte di Piave. Qual è il motivo per il quale si inverte la priorità nel secondo e nel terzo documento rispetto al primo? Ci sono 3 motivi che noi elenchiamo nel testo. Si potrebbe discutere molto su questo, ma diciamo il primo è discusso dal professor Osti, che è un professore di sociologia dell'ambiente dell'Università di Padova, che dice sostanzialmente che la regione pensava di trovare in Crocetta e in Ciano delle zone di ventre molle, cioè delle zone per le quali sarebbe stato indifferente questo lavoro. Ovviamente non è così, perché le Grave di Ciano non sono semplicemente il backyard, il giardino dietro casa di tutte queste popolazioni, ma sono un luogo realmente vitale dal punto di vista sociale, dal punto di vista ecologico, dal punto di vista politico. Questa è la prima ragione. La seconda ragione, la seconda ragione è ovviamente la ghiaia. Cavando ghiaia da questi lavori, dalle Grave, si ripagherebbe l'intero progetto al 94%, e non mi ricordo esattamente, ma le cifre erano che si assicurerebbe il fabbisogno di ghiaia per il Veneto per 10 anni, cifre simili. Quindi ci sono chiaramente interessi economici legati all'estrazione della ghiaia. E il terzo motivo invece ha a che fare con la viticoltura e con il prosecco. Tutta la zona del Passo Piave, di Ponte di Piave, dove
dovrebbero essere fatte le casse, gli invasi secondo il progetto del 2009, è una zona di coltivazione del prosecco. Quindi l'acqua inevitabilmente sarebbe raccolta nelle zone dove adesso è coltivato il prosecco. Quindi ci sono chiaramente interessi diciamo ideologici, interessi politici e interessi economici dietro a questa scelta, che noi nel libro abbiamo cercato di mettere in luce, anche perché si potrebbe, io non sono ovviamente un ingegnere, quindi entrare nei tecnicismi è molto difficile, però a valutazioni, ad un occhio inesperto, le valutazioni ingegneristiche che vengono messe sul piatto e che raffrontano la possibilità delle casse di espansione a Ciano o a Ponte di Piave non tengono. Non tiene ad esempio fare una cassa di espansione all'interno del letto del fiume, come sarebbe nel caso di Ciano. Non tiene costruire una cassa di espansione dove il fiume ha una rapidità tale come quella di Ciano, che raggiunge a Ciano. Non tiene da un punto di vista più ampio quest'idea di una decisione di fatto calata dall'alto di un'infrastruttura per risolvere un problema, laddove invece, come si discute nei vari documenti resi pubblici, sarebbe necessario un progetto di fiume, quindi coinvolgere i vari stakeholders che sono presi nella vicenda. Questo è quello che abbiamo fatto nella prefazione e all'interno del volume, mostrando come appunto il caso di Ciano non è un caso isolato nell'epoca della crisi ecologica, ma è qualcosa di sempre più evidente, di sempre più comune, e che ci mette davanti una sorta di alternativa fra come vogliamo, dicevo prima, vivere quest'epoca ecologica, fatta di crisi ecologica. Da un lato con le soluzioni ingegneristiche, soprattutto le soluzioni non condivise, non orizzontali e calate dall'altro, e dall'altro invece in maniera democratica, orizzontale, in cui i problemi, che sono problemi che inevitabilmente affetteranno il nostro modo di vivere questa terra, sono problemi che vengono discussi orizzontalmente e da tutta la cittadinanza. Io mi fermerei qui su questo, poi magari ritorno su altre cose, però questo è quello che volevo dire io. Mi sentite? Sì. Francesca Melina. Buongiorno a tutte e tutti, ringrazio anch'io per l'invito e ringrazio anche per la partecipazione del pubblico e Giovanni per il riassunto, direi puntuale, di quello che è stato lo sfondo, ma il centro anche della creazione di questo volume, che appunto cercherò di raccontarvi un po' come è nato, da dove è nata l'idea, quali sono state le intenzioni che ci hanno guidato nella realizzazione di questo glossario e in questa raccolta di voci, di narrazioni. Riparto subito collegandomi con quello che stavi dicendo, l'ultima cosa che stavi dicendo rispetto a questo tema delle narrazioni e all'importanza per noi che ha preso all'interno di questo, alla fine quello che possiamo chiamare un percorso di ricerca e collaborazione collettiva nella creazione di questo volume, che era proprio il tentativo di raccogliere una serie di voci e di narrazioni che di solito non vengono ascoltate, o perlomeno in questo caso non sono state ascoltate, come spesso capita e come molto spesso vediamo in vicende simili nelle quali questi progetti vengono calati dall'alto e vengono proposti come l'unica soluzione possibile per affrontare quello che sono una serie di potenziali conseguenze della crisi climatica che stiamo affrontando, quando appunto invece la comunità locale o non è a conoscenza, non è a parte di questi progetti, o comunque non ha voce in capitolo. Per cui penso che il primo tentativo reale, la prima intenzione reale di questo volume sia proprio cercare di dare uno spazio anche in un contesto differente, non soltanto in quello politico, in quello accademico, ma
nella vita comune di tutti i giorni a questa vicenda e alle persone che sono coinvolte, che hanno in qualche modo l'interesse e l'intenzione di manifestare delle proprie opinioni in merito e cercare di far sì che queste opinioni vengano ascoltate. Diciamo che questo volume fa parte e tutta la questione delle Grave di Ciano è stata affrontata dalla cattedra UNESCO presente qua a Venezia sul patrimonio idrico e lo sviluppo sostenibile, che dal 2023 ha iniziato ad organizzare una serie di incontri proprio per sensibilizzare su quello che stava accadendo alle Grave di Ciano, ma in particolare è frutto di 3 giorni di lavoro sul campo che sono stati fatti dagli studenti in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, che è il dottorato di cui faccio parte. Non mi sono presentata, ma mi dimentico sempre, lo farò alla fine. Quindi questo dottorato nazionale che raccoglie una serie di interessi, disciplinarità e anche provenienze contestuali molto differenti, perché come intento ha proprio quello di creare uno sguardo coeso e un confronto tra persone che provengono da background scientifici disciplinari differenti, quindi in ottica transdisciplinare. E è stato organizzato questo incontro all'interno di questo programma di dottorato nel giugno del 2024 e durante 3 giorni in cui ci siamo ritrovati tra Treviso e Crocetta per tentare di appunto approcciarci ed esplorare questo territorio in fondamentalmente 3 modalità. La prima, grazie a quello che possiamo definire un intervento più accademico canonico, quindi grazie a una serie di interventi di personalità, di professoresse e professori che fanno parte del gruppo di ricerca Waterscapes, sempre attivo qui a Venezia e parte di Niche, che è un centro di ricerca, un nuovo istituto che si occupa di Environmental Humanities, quindi che ha attivamente a cuore queste tematiche e cerca di trovare delle modalità d'approccio anche non canoniche a questi temi, e poi un'esplorazione del territorio fatta da una parte con il Comitato per la tutela delle Grave di Ciano, quindi avendo proprio un confronto diretto con le persone che vivono, attraversano quel territorio quotidianamente, che hanno un'esperienza diretta di quelle che sono le loro caratteristiche, e con il collettivo artistico TEM, guidato da Isabelle Liseon, che è un'artista francese che si occupa appunto di arte contemporanea in relazione al cambiamento climatico in ottica di promozione, insomma, di pratiche collettive, di costruzione di beni comuni e narrazioni comuni. Quindi tornando indietro, diciamo che questi 3 giorni sono stati dedicati inizialmente alla selezione di una serie di testi per creare una base condivisa di partenza tra le studentesse e gli studenti presenti, che avevano come tema centrale quello della tecnosfera, quindi questa teoria di Peter Huff, che fondamentalmente sostiene che esista una nuova sfera affiancabile a quella che è la biosfera, che è quella della tecnica, che sta prendendo una modalità d'azione e uno sviluppo indipendente da quello che è il controllo umano. Quindi partendo da questa teoria e da un ragionamento molto vicino a quello che diceva Giovanni prima sulla relazione che stiamo avendo con il cambiamento climatico in termini di scelta di approccio tecnico, scientifico per risolvere il problema, e invece approcci che guardano di più alla comunità e quindi a delle soluzioni anche che possono venire dal basso e non necessariamente da un approccio tecnologico, abbiamo ragionato su quali potessero essere le varie posizionalità rispetto a queste tematiche, avendo come riferimento il contesto delle Grave, quindi sostanzialmente tentando di unire teoria e pratica, partendo da un caso situato e andando a cercare di capire quali potessero essere delle dinamiche anche più globalizzate rispetto all'approccio di questi problemi. E tutto questo con l'idea poi di creare questo momento di approccio al territorio in cui ci siamo fisicamente immersi nelle Grave di Ciano, anche grazie all'aiuto di questa pratica artistica, con proprio la volontà di tentare di promuovere degli sguardi differenti a quello che potesse essere un semplice attraversare il territorio e narrarlo, ma tentare proprio di creare una sorta di radicamento corporeo tramite l'utilizzo di una pratica artistica performativa, perché
Isabelle Liseon ha questo collettivo che si forma di diverse personalità, per cui erano insieme a noi un videomaker, un geografo e questo performer ballerino che ha messo in scena e ha realizzato durante la nostra passeggiata, quindi cioè aspettandoci in realtà in una serie di punti strategici e quindi accogliendoci all'interno di vari paesaggi che se è possibile ritrovare nelle Grave di Ciano, che ha messo in scena questa sorta di atto trasformativo di un uomo tecnologizzato che molto spesso appunto è disincorporato, è una sorta di suo ritorno alla natura. E quindi creando in qualche modo questo doppio dialogo tra quella che possiamo chiamare essere teoria e pratica, tentando di coinvolgere tutti i sensi all'interno di un'esperienza conoscitiva del territorio. Grazie anche ai racconti del Comitato per la tutela delle Grave di Ciano, che è stato molto bello, molto arricchente, ci ha proprio accompagnato attraverso quella che è la biodiversità locale, le varie specie che sono presenti e che abitano quel luogo, quindi anche dando un'attenzione ed uno sguardo a tutto quello che non è soltanto, che è anche non umano, che non è semplicemente nostra esperienza nell'attraversamento di questi spazi. Il collettivo artistico, diciamo, ci ha richiesto durante questo attraversamento di registrare tutta una serie di nostre impressioni per avere modo il giorno successivo, quindi la terza giornata che abbiamo dedicato insieme durante questa esperienza di workshop, per in qualche modo raccogliere le nostre esperienze, tentare di creare una narrazione collettiva e condivisa su quello che era stato da un lato la nostra modalità di percepire il territorio e come la performance potesse aver cambiato la nostra percezione di esso, e mettere insieme anche tutti i ragionamenti teorici che erano stati fatti nei giorni precedenti. Quindi diciamo che dopo questi 2 giorni estremamente ricchi e intensi di confronto che ha navigato tra teoria e pratica, ci siamo ritrovati a interrogarci su quali potessero essere le modalità per noi di in qualche modo continuare, cioè di fare qualcosa di attivo e proattivo che si traducesse effettivamente in un atto pratico per non limitare la nostra presenza a quei 3 singoli giorni, ma cercando di lasciare una traccia e qualcosa che potesse servire anche ad altre persone per venire a contatto con questa vicenda, con questa realtà, e in qualche modo leggerla dai nostri occhi, ma anche da quelli delle persone che appunto hanno un'esperienza più quotidiana di questo spazio meraviglioso. E abbiamo pensato insieme, quindi è un'idea nata all'interno del gruppo delle studentesse e degli studenti, di creare questa raccolta di differenti voci, ognuno partendo dalla propria esperienza personale, quindi anche dal suo campo disciplinare specifico, e selezionando una parola. Quindi letteralmente se prendete in mano questo libro c'è un sommario che è un elenco di parole e di autrici e di autori che vanno a toccare varie tematiche collegate più o meno direttamente con la questione delle Grave, cercando anche appunto di contestualizzare il tutto all'interno di uno sguardo più ampio e globale. Molti sono gli interventi che ne trattano da un punto di vista proprio scientifico, quindi abbiamo cercato anche di includere degli sguardi che fossero in grado di rendere conto della biodiversità e della varietà che caratterizza questa zona e delle motivazioni per cui andrebbe protetta. Molti sono invece si concentrano su dei concetti più immaginifici, quindi modalità sia teoriche che pratiche di approcciarsi a questa questione e di tentare di proporre soluzioni alternative, raccogliendo quindi le voci sia tanto dei professori che hanno partecipato al primo giorno di workshop, quanto delle studentesse e degli studenti che hanno partecipato al workshop, ma anche ampliandosi al comitato e ad altre personalità interessate a scrivere e dare il loro contributo all'interno di questa raccolta. Per noi una cosa molto importante è stato il tentativo di non creare un testo che fosse esclusivamente in grado di parlare di un ambito accademico ed elitario, se vogliamo dirlo in questo modo, ma che fosse in qualche modo
accessibile al maggiore numero di persone possibile, anche in termini del lessico che viene utilizzato al suo interno, e che potesse quindi porsi in qualche modo come una prima pratica collettiva per creare, appunto, come diciamo anche nell'introduzione, delle forme di strumento di lotta collettive per approcciarsi non soltanto al caso specifico delle Grave di Ciano, ma più in generale a tutta una serie di situazioni che viviamo purtroppo quotidianamente oggi, che replicano queste dinamiche. Vi leggerei la frase con cui concludiamo la prefazione, che secondo me è molto significativa e rende bene l'idea di quella che era la nostra intenzione, e poi, se abbiamo tempo, ma penso di sì, magari... 10 minuti. Ok, se appunto Giovanni non ha niente da aggiungere, possiamo concludere poi l'intervento con la lettura di un pezzo, di un passo presente all'interno del libro, che proprio parla di queste forme di attraversamento degli spazi in modo incarnato e attento, e non semplicemente di passaggio. L'invito allora è quello di leggere il glossario immaginando di seguire il movimento del Piave, che si estende e si ritrae, ma sempre scorre nel suo letto, giorno e notte, nell'augurio che, seguendo il suo corso e il filo delle parole qui raccolte, possiate trovarvi a sfogliare queste pagine percorrendo i sentieri delle sopravvissute, animate e resistenti Grave di Ciano. Quindi con questa metafora direi che si restituisce un po' l'idea di quella che è stata il pensiero alla base di questo volume. Non so se Giovanni vuoi aggiungere qualcosa? Mi sono dimenticato di sottolineare, nonostante, come abbiamo cercato di dimostrare, la questione delle Grave sia di natura economica e politica prima ancora che ecologica, ecco, ciò non toglie nulla al valore ecologico delle Grave di Ciano, che, come dicevo prima, è un altro degli aspetti per cui la decisione di fare le casse di espansione lì non tiene, perché si tratta di un'area protetta dalla rete Natura 2000, che quindi prevede particolari tipi di interventi che devono essere vagliati, studiati, devono essere valutate le alternative, valutazioni che non sono state fatte, eccetera. Quindi ecco, è passato un po', secondo me, sul fondo della presentazione, ma dietro a tutto questo c'è anche il valore assoluto delle Grave di Ciano dal punto di vista ecologico, uno dei pochi corridoi ecologici del Trevigiano, se non l'unico. Però ecco, facendo leva su questi aspetti politici, economici, volevamo proprio evidenziare il fatto che non si tratti di una lotta banalmente da not in my backyard, ecco, non nel mio giardino, ma che ha a che vedere con questioni sociali, politiche e economiche, alle quali si aggiungono anche queste legate al valore assoluto dal punto di vista naturalistico delle Grave. Ecco. Sì, no, grazie Giovanni di aver aggiunto questa cosa, che credo che ormai per noi sia abbastanza sottointesa, ma è ovviamente il punto principale di tutto questo discorso. Proprio appunto per tornare alla pratica, vi leggerei questo passo tratto da uno dei testi di Elisa Mozzellin, che si chiama Camminare, che secondo me rende molto bene l'idea di quella che è stata la nostra esperienza durante quei giorni, e anche appunto di questo tentativo costante di tenere presente nella teoria, nel fare teoria, che la pratica è sempre ciò che in realtà è in grado di informare la teoria e di rivederla e revisionarla. Quindi questo ponte molto importante, che è stato molto importante nell'esperienza che abbiamo fatto nella stesura di questo volume. Il paesaggio delle Grave in una giornata torrida di agosto è particolarmente calmo. Dopo aver attraversato il cancello che allerta i passanti, inoltrarsi per procedere verso il fiume diventa impegnativo. Il percorso non è tracciato in maniera inequivocabile.
Tuttavia, ad accompagnarci è il segno dell'erba calpestata, come a segnalare una scultura effimera. Procediamo spostando qualche fronda. Grumi di ghiaia popolano a grappoli l'area delle Grave di Ciano. L'accesso è poco agevole per i grossi mezzi motorizzati. Agli escavatori che l'hanno spostata, qualcuno ci deve essere arrivato a piedi. La caratteristica più interessante di un corpo che cammina è il momento del calpestamento, l'istante in cui il soggetto entra in contatto con il suolo e spinge il suo corpo attraverso l'ambiente che attraversa. Dal punto di vista anatomico, camminare ricalca la fenomenologia di una caduta, eppure il piede che tocca il suolo è radicato e occupa uno spazio. In effetti, la condizione di apparizione del corpo è proprio lo spazio, elemento con cui intrattiene una relazione di interdipendenza strutturale e istituente. Il corpo che cammina è spazio processato attraverso il movimento. Non è possibile pensare a un corpo senza una superficie materiale attraverso cui possa fare esperienza di sé. È sempre situato, un'entità spazio-temporale che occupa un preciso luogo geografico e inevitabilmente politico nel mondo. Il fatto spaziale nel camminare non rappresenta solo la condizione di attuazione e di supporto all'azione, ma funge da mezzo attraverso il quale il corpo può affacciarsi al mondo, manifestarsi e a partire da questa vulnerabilità costruire una relazione con l'altro da sé. Lo spazio nel movimento viene convertito in esperienza biografica ed ecologica, in senso letterale. In questa cornice il corpo può essere pensato come deposito epidermico di spazio e tempo, dove il secondo termina collassa nel primo, permanendo come estensione dell'esperienza spaziale. In questo senso lo spazio può essere concepito come una simultaneità intrinsecamente dinamica in cui si stratifica il vissuto dei soggetti che lo abitano. Direi che Elisa ha descritto molto bene quello che secondo me è importante tenere a mente all'interno delle nostre modalità di azione in questo mondo soggetto purtroppo al cambiamento climatico e alla nostra esperienza quotidiana. Farei un applauso perché lo meritano. Ci restano alcuni minuti, quindi andiamo in chiusura. Io veramente ringrazio Giovanni Fava e Francesca Melina per essere stati qui con noi oggi. Porto anche i saluti di Katia Zanatta, con la quale avevamo pensato proprio questa giornata. Saluto anche, come ho detto prima, tutti i componenti del comitato, ma in particolare Rita Bellomo, Alessandra Bogo e Lucia Poloniato, che sin dall'inizio si sono attivati naturalmente con tutti gli altri. Credo che sia una battaglia ancora lunga, ma che deve essere condotta con costanza, ma non ho dubbi su questo. C'è un po' di attendismo da parte delle autorità, perché sapete che è un momento particolare di fine legislatura. Adesso abbiamo il commissario straordinario che dovrà prendere alcune decisioni. Io ho seguito moltissime questioni, controversie ambientali, di progetti impattanti contro l'ambiente, ma penso che questo sia un caso veramente importante, perché volendo vedere naturalmente il bicchiere mezzo pieno, e grazie a questo tentativo di realizzazione di questa opera, che molti cittadini, veramente molti, grazie naturalmente soprattutto al comitato che si è impegnato con incontri, tantissimi sopralluoghi importantissimi, ha portato moltissimi cittadini a conoscere in qualche cosa di cui non sapevano nemmeno l'esistenza, e quindi un merito, diciamo, uno degli effetti collaterali positivi di questa cosa qui. E questa è una cosa a mio avviso molto importante, perché spesso abbiamo fuori di casa degli scrigni di biodiversità importantissimi dei quali non sappiamo neanche l'esistenza. Guardate, io leggevo i dati, a livello europeo ci sono dai 3 ai 5 milioni di cittadini su 500 milioni circa impiegati, che hanno un lavoro nelle aree rete Natura 2000. Quindi noi dovremmo imparare, non è il caso italiano, dovremmo imparare veramente dai nostri cugini del centro e nord Europa. Abbiamo una rete Natura 2000 che abbiamo scoperto grazie a un comitato. E quindi di strada ne abbiamo molta da fare, e quindi l'augurio è che grazie anche a questi brutti episodi si riesca proprio veramente a valorizzare e a far conoscere, e quindi
conoscere per difendere, perché se non conosci una cosa non la puoi neanche difendere, per sperare che questi fazzoletti di biodiversità che sono scampati a quello che è ad esempio il fenomeno del consumo del suolo, che è una piaga, scusate, di tutto il nord Italia, venga appunto fermata e per appunto difendere e lasciare anche alle future generazioni ambienti importantissimi come questi. Ancora grazie a tutti.